Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Youssef era in Sicilia per imparare l'italiano. Il fratello del ragazzo di 17 anni travolto dal treno a Campobello di Mazara è ancora scosso dalla tragedia. Probabilmente il giovane indossava delle cuffie. La salma rientrerà nei prossimi giorni in Tunisia. A Niscemi il sottosegretario al lavoro Durigon annuncia iter più veloci per la cassa integrazione di chi ha perso il lavoro. Al TG Sicilia sentiremo le preoccupazioni di 20 professionisti che da un mese non possono lavorare perché i loro studi sono nella zona rossa. A Palermo cede un muro e un carabiniere finisce sotto le macerie. Abbiamo denunciato più volte lo stato di abbandono, dicono i residenti. Il comune però precisa non è di pertinenza comunale. A Pachino una maestra viene picchiata dalla mamma di un'alunna di seconda elementare. Secondo una prima ricostruzione l'insegnante ha chiamato il genitore perché la figlia disturbava la lezione. Da qui l'aggressione. A Catania Galileo raccontato attraverso un monologo di Beppe Allocca. L'amor che non muove il sole, di scena oggi e domani al Centro Zoo Culture Contemporanee. Calcio in Serie B, altra vittoria per il Palermo che al Barbera vince 3-0 contro il Südtirol. A segno poi Ampalo sul rigore, Leduaron e Ceccaroni. 3 punti che permettono ai siciliani di accorciare verso il Frosinone. In Serie C Catania in campo domani con il Giuliano, prima dei 2 scontri diretti con Salernitana e Benevento. Dopo 4 sconfitte il Trapani torna al successo, battuta la Cavese per 2-0. Ancora ben trovati in apertura a Campobello di Mazara nel Trapanese si indaga sulla morte del ragazzino di 17 anni travolto dal treno nella contrada di San Nicola mentre camminava vicino ai binari con le cuffie. Il fratello arrivato da Milano racconta che Youssef, questo è il nome appunto del giovane, era in Sicilia perché voleva imparare l'italiano. Laura Spanò. Youssef Sanaa, il 17enne tunisino che ha perso la vita investito da un treno in contrada San Nicola a Campobello di Mazara, voleva imparare l'italiano, ecco perché era venuto a trovare il padre in Sicilia e da 2 giorni aveva iniziato le lezioni in un istituto di Castelvetrano. A dirlo è il fratello maggiore, Mohamed, di 24 anni che vive a Milano, arrivato a Campobello di Mazara venerdì sera dopo la tragedia. In paese vive il papà Adel, mentre la mamma con le altre 4 figlie vivono nella provincia di Madia in Tunisia. Secondo il racconto dello zio Lofti, il ragazzino venerdì mattina non sarebbe dovuto andare in campagna. Youssef era stato invitato a non muoversi da casa e invece lui è andato ad aiutare un agricoltore di Campobello per raccogliere i rami di ulivo a terra dopo la potatura. Le indagini vengono seguite dalla Polfer che dovrà accertare come mai il giovane si trovasse sui binari al passaggio del treno lontano alcuni metri dall'uliveto. Secondo i parenti in quel momento Youssef indossava le cuffie per ascoltare musica, particolare questo che non ha trovato conferme negli ambienti giudiziari. A Campobello la comunità tunisina ha ricordato il 17enne durante la preghiera per il Ramadan. Giovedì Youssef aveva partecipato al rito d'inizio nella moschea. Il corpo del ragazzino si trova all'obitorio del cimitero di Mazara, rientrerà nei prossimi giorni nel suo paese d'origine grazie alla collaborazione del consolato della Tunisia a Palermo. Adesso andiamo a Niscemi, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon si trovava questa mattina lì per un sopralluogo, si è impegnato ad accelerare l'iter per la cassa integrazione per i lavoratori che appunto hanno perso il lavoro dopo la frana. Intanto 20 professionisti restano bloccati fuori dai loro studi che si trovano all'interno della zona rossa e da un mese non possono lavorare. Noi li abbiamo sentiti nel servizio di Gerri Italia. Dal ciglio della zona rossa, a pochi metri dai loro studi oggi inaccessibili, 23 professionisti di Niscemi raccontano un mese di attesa, di incertezze e di lavoro fermo. Dietro queste transenne non ci sono solo abitazioni evacuate, ma anche uffici, archivi, documenti, storie professionali costruite in anni, spesso tramandate di padre in figlio. Da oltre 30 giorni commercialisti, avvocati e altri professionisti non possono entrare nei propri studi. Un blocco che pesa non solo economicamente, ma anche sul piano organizzativo e umano. Senza accesso ai fascicoli, rispettare le scadenze diventa
diventa un'impresa e intanto i termini fiscali e burocratici continuano a correre. Per molti il problema è anche trovare in tempi rapidi una nuova sede. Se la zona resterà interdetta serviranno uffici alternativi per continuare a ricevere i clienti e garantire i servizi, ma c'è un'altra paura che serpeggia, quella di perdere definitivamente la propria clientela. Senza un luogo fisico e con contatti difficili il rischio è che le persone si rivolgano altrove. Noi abbiamo bisogno di un qualcosa che ci consenta di riprendere l'attività anche al più presto, ma allo stesso tempo, non avendo struttura pubblica dove poter installare temporaneamente gli studi, ci troviamo a svolgere l'attività in maniera molto precaria, col computer portatile, con una possibilità di ricevere dei clienti o perdere totalmente il cliente perché si rivolgerà ad altri studi. Una richiesta chiara alle istituzioni, misure specifiche diverse da quelle previste per le attività commerciali, capaci di tenere conto delle peculiarità del lavoro professionale. Sarebbe giusto diversificare la posizione dei professionisti rispetto a quelle che sono le altre realtà, che sono quelle economico-commerciali, che sono artigianali o altro. Stiamo subendo un altro tipo di danno che è diverso da quello della mancata emissione dello scontrino minuto per minuto. Oggi i 23 professionisti hanno pranzato insieme al Palazzetto dello Sport, trasformato in centro di accoglienza per gli sfollati, un gesto simbolico per ribadire che dietro le transenne ci sono vite, lavoro e dignità da tutelare. E poi c'è un'altra categoria lavorativa che sta soffrendo, stiamo parlando dei titolari degli stabilimenti balneari siciliani distrutti o danneggiati dal passaggio del ciclone Harry. Dicono la stagione estiva è appesa ad un filo. Intanto il presidente Schifani annuncia l'obiettivo è assicurare la fruibilità della costa ionica entro l'estate. Francesco Triolo. Da un lato i ristori, 1 miliardo dal governo per Sicilia, Calabria e Sardegna, intanto 40 milioni dalla regione, dall'altro l'incubo e il pericolo di dover abbandonare tutto tra un anno. Dopo Harry un altro ciclone rischia di abbattersi sugli stabilimenti balneari e quello della Bolkestein, la direttiva europea che rimetterà in gioco tutte le concessioni, un aspetto che preoccupa non poco le associazioni di categoria. Il sindacato richiama però l'attenzione su criticità delle concessioni in scadenza che ostacola investimenti e programmazione. Chiede quindi una rimodulazione dei periodi concessori per garantire stabilità alle imprese e tutelare l'intero sistema turistico. Sull'argomento è intervenuto anche il presidente Renato Schifani, che ha spiegato quali sono i passi della regione. Stiamo inoltrando all'Unione Europea, alla Commissione Europea, una richiesta di accesso al Fondo di solidarietà europeo e accanto a questa richiesta stiamo accompagnando anche, ne ho parlato al ministro Tajani, una richiesta di deroga per la Bolkestein. Stiamo facendo un pacchetto complessivo perché molti imprenditori balneari mi chiedono giustamente, noi realizziamo, poi fra un anno cosa succede? Quindi... Chi ha subito danni dal maltempo del mese scorso infatti potrà ricostruire per salvare la stagione 2026, per la quale è stata prevista anche l'esenzione dal pagamento dei canoni demaniali, ma non sa ancora cosa accadrà in futuro e quindi se l'investimento potrà essere recuperato. Basti pensare che solo sulla costa ionica i lidi totalmente distrutti sono una quarantina, quelli danneggiati pesantemente una ventina. A Palermo crolla un muro e un carabiniere rimane ferito sotto le macerie. Abbiamo denunciato più volte lo stato di abbandono, dicono i residenti, ma dal canto suo il comune esprime solidarietà, ma precisa non è di nostra pertinenza. Orazio Longo. Un uomo a terra che rimane incastrato tra due autovetture parcheggiate e un muro che gli è appena crollato addosso. Immagini che fanno paura, quelle che arrivano da via Nairobi a Palermo, nei pressi di Corso Calatafimi. La via presenta diverse criticità, a rimanere ferito è un carabiniere. Il muro, collassando, lo ha preso in pieno, danneggiando anche diverse autovetture. C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle macerie e i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale. Intervenute anche 3 squadre della Protezione Civile per svolgere attività di supporto alla messa in sicurezza dell'area. Il crollo ha abbattuto 2 pali dell'illuminazione aggravando i rischi serali, denunciano i residenti tramite il consigliere Dentici della 4ª circoscrizione. Abbiamo più volte sollecitato gli enti competenti, questo ennesimo fatto ci fa capire che non si può più aspettare oltre. Vicinanza alla persona ferita è stata espressa dall'amministrazione comunale. I nostri uffici stanno seguendo l'evolversi della situazione per garantire ogni necessario supporto sotto il profilo della sicurezza, ha detto l'assessore alla Protezione Civile di Palermo Alongi, sottolineando però che il muro crollato non è di pertinenza comunale.
Un episodio di violenza ai danni di una maestra che è stata aggredita dalla mamma di un'alunna di seconda elementare. L'episodio è avvenuto nel corridoio del comprensivo Vitaliano Brancati di Pachino, nel Siracusano, dopo che l'insegnante aveva chiamato il genitore perché la figlia disturbava la lezione. Francesco Aloi. La violenza entra persino a scuola. L'ultimo caso arriva dal comprensivo Vitaliano Brancati di Pachino, nel Siracusano. È venerdì mattina, quando in una seconda elementare la maestra è disturbata da un'alunna mentre sta spiegando la lezione. Così decide di chiamare la madre, che è arrivata sul posto anziché rimproverare la figlia. Avrebbe prima discusso con l'insegnante, per poi passare alle mani. Forse uno spintone, e per la maestra la giornata lavorativa è finita con qualche trauma dal medico, che le ha dato 5 giorni di prognosi. Intanto sui social, ma anche nelle strade di Pachino, corre la solidarietà per l'insegnante. Un episodio che il sindaco Gambuzza ha definito inaccettabile. A Catania è in stato di abbandono il parco Majorana, intitolato a Orazio, appunto Majorana, un carabiniere caduto a Nassiria. Rimane una sola porta del campetto, mentre l'area per il gioco delle bocce assomiglia più ad un orto. Tonino De Mano. Vedersi intitolato un campetto di questo, un bellissimo parco tra l'altro, i familiari non penso siano contenti di ciò. Saranno certamente delusi i familiari di Orazio Majorana, caduto nella strage di Nassiria e da cui nel gennaio 2016 a Cibali era stato intitolato il parco che vedete. Non usa giri di parole Cristiana Arena, vicepresidente del 4° municipio di Catania. In questa foto il momento dell'inaugurazione, con l'allora sindaco Enzo Bianco affiancato da tanti bambini e dai familiari di Majorana. A distanza di 10 anni ecco quel che resta del parco e dell'adiacente campetto, un tempo in erba sintetica. Senza una porta, con l'altra porta addirittura la troviamo che è in pericolo, e vedere che oggi alcuni bambini del quartiere vengono a giocare, per noi amministratori, ma anche per il semplice cittadino che passa e vede suo figlio giocare in questo campo, è un rischio serio. Ogni tiro ed il pallone va fuori perché le protezioni non ci sono da tempo, e che dire del campo di bocce che somiglia ad un piccolo orto. Un campo di patate, secondo me, più che il campo di bocce. Non è mai stato usato per campo di bocce, però vederlo in questa situazione è ancora più... viene anche un po' di ironia vederlo in questo stato. Completano il quadro pali arrugginiti e tranciati pericolosi per i passanti è quel che resta di una fontana. Davvero il modo peggiore per ricordare Orazio Majorana. In provincia di Messina al via il percorso per il nuovo aeroporto nella zona tra Barcellona e Milazzo, nella Valle del Mela. Di questo scalo per voli anche a lungo raggio si parla da anni, ma stavolta è una società privata a farsi avanti con la documentazione tecnica. Sentiamo. Si torna a parlare della possibile realizzazione di un nuovo aeroporto nel Messinese, nell'area della Valle del Mela. La società Sciara Holding, attraverso l'amministratore delegato Fabio Bertolotti, ha depositato infatti la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per l'avvio dell'iter istruttorio. Il progetto, denominato in via provvisoria Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo Giovanni Paolo II, dovrebbe sorgere in un'area compresa tra i comuni di Barcellona, Pozzo di Gotto, Merì e Milazzo. Secondo la società proponente, il deposito degli atti rappresenta un passaggio decisivo verso la valutazione ministeriale, da cui dipenderà l'eventuale via libera definitivo. L'infrastruttura è pensata non solo per il traffico passeggeri, anche a lungo raggio, ma anche come piattaforma logistica per le merci nel cuore del Mediterraneo, con l'obiettivo di rafforzare i collegamenti del sud Italia, in particolare della fascia tirrenica messinese. Tra i dati illustrati dalla società, anche una stima sull'impatto occupazionale tra 80.000 e 120.000 posti di lavoro considerando indotto, diretto e indiretto. Il progetto prevede la creazione di un complesso che, oltre ai collegamenti navale, aereo, ferroviario e autostradale, abbia un outlet da 210 negozi, un centro congressi ed un hotel a 5 stelle con 400 camere. E adesso lo spettacolo a Catania. Galileo viene raccontato attraverso un monologo di Beppe Allocca. L'amor che non muove il sole, di scena oggi e domenica al Centro Zoo Culture Contemporanee. Sentiamo.
Ci sono voluti 360 anni. Alla fine la Chiesa ha riconosciuto... Ci sono voluti 360 anni. Alla fine la Chiesa ha riconosciuto che Galileo Galilei aveva ragione. Inizia così con un giovanissimo Alessandro Cecchi Paone proiettato sullo schermo alla conduzione dell'allora TG2 Notte lo spettacolo L'amor che non muove il sole, monologo di e con Beppe Allocca. Un viaggio nel tempo che parte dal 1992, dove per il fantasioso giornalista Giampaolo Iorio la notizia più importante è che la città di Prato è diventata provincia. Ah, non era questa la notizia più importante del 92? No. E chi? Galilei? No, ma io non... No, scienza, chiesa, no, io non so niente. Sa chi forse? Lucrezia Chiari? Lei sa tutto. Ok, mando su servizio. Sì, no, ok, va bene. Bene, gentili telespettatori, scusate, ma a quanto pare non era questa la notizia importante del 1992, è un'altra, di cui io francamente non so niente, per cui adesso vi mando il servizio di Lucrezia Chiari che vi spiegherà tutto per benino. E comunque, che Prato è diventata provincia, secondo me, era una gran bella notizia! Presentato dal palco off al Centro Zoo Culture Contemporanee di Catania, L'amor che non muove il sole, menzione speciale al Milano Off Fringe Festival, riporta sul palcoscenico la figura di Galileo Galilei in una drammaturgia che intreccia storie, personaggi e suggestioni, raccogliendo tra questi anche un dialogo impossibile tra Galilei e Dante Alighieri, ispirandosi a molteplici fonti. Questo qui è il sole, dirai, no, bicchiere di latte, lo so, però immaginazione, non siamo scienziati noi. Allora, immaginazione. Allora, Andrino, lo vedi, quello lì è il sole, va bene? Allora, Andrino, mettiti qua, mi raccomando. Andrino, concentrati. Dov'è adesso il sole rispetto a te? A destra, bravo Andrino! E sto io... Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio e con le vittorie di oggi del Palermo e del Trapani. A tra poco. Seconda parte del nostro giornale, adesso lo sport, altra vittoria per il Palermo che al Barbera ha sconfitto 3-0 il Südtirol, assegno Poyampalo sul rigore, poi le Duarone e infine Ceccaroni, 3 punti che permettono ai siciliani di accorciare verso il Frosinone, continua a vincere invece il Venezia, primo in classifica. Marco Gullà. Il Palermo non si ferma più, 14° risultato utile di fila e 8ª vittoria consecutiva allo stadio Renzo Barbera per i rosanero che battono 3-0 il Südtirol. I siciliani si sono imposti grazie alle reti di Poyampalo su calcio di rigore, poi le Duaron e nella ripresa Ceccaroni. Il Palermo gioca bene, si diverte e accorcia sul Frosinone. Per spuntarla e fare blitz nella zona della promozione diretta, il Palermo dovrà continuare a fare il risultato anche perché il Venezia non molla e risponde colpo su colpo. Inzaghi dà fiducia alle Duaron, panchina per Jonsen e Joronen il protagonista nei primi minuti con interventi da fellino puro salvando il risultato. Dopo minuti di equilibrio al 20° la partita cambia. Segre viene messo giù da Adamonis, inizialmente l'arbitro opta per la simulazione, poi dopo il consulto VAR cambia e concede il calcio di rigore che Poyampalo trasforma con freddezza. È 1-0. La formazione di Castori non si abbatte, prova a trovare la via del pareggio, ma al 38° il Palermo infligge un gancio fatale. Leduaron approfitta di un recupero palle e va al tiro da fuori area, la palla rimbalza una volta e supera il portiere avversario e 2-0, esplode il Barbera. Ripresa, il Palermo non si ferma e continua ad attaccare, gran palla di ranocchia per Ceccaroni che pressa alto e arriva fino in area avversaria per poi scavalcare il portiere con un pallonetto, gran gol. La gara è ormai in tasca, il Palermo non concede quasi nulla, c'è spazio anche per il bel gol annullato a ranocchia per carica di Poyampalo sul portiere. Altri 3 punti, il Palermo corre forte ma deve ovviamente sperare nei passi falsi delle dirette concorrenti. E adesso la Serie C, dopo 4 sconfitte il Trapani torna al successo, battuta la Cavese per 2-0, le reti nella ripresa di Celeghin e Winkelmann. Franco Cammarasano. Era ora, dopo 4 sconfitte finalmente il Trapani torna al successo e lo fa contro una Cavese in serie utile da 5 partite. Tutto deciso nel secondo tempo, dopo che nella prima frazione il Trapani aveva sprecato al 35° un rigore, calciato male da Matos e respinto senza difficoltà da Buffelli. In precedenza, al 22° un destro di Orlando per la Cavese terminato alto e al 25° una deviazione al volo di Stauciuk finita al lato.
Trapani più concreto nella ripresa. Al 15° sugli sviluppi di un angolo, Pirrello da 2 passi sfiora il palo. Alla mezz'ora si sblocca il risultato. Cross di Nicoli, la palla respinta dalla difesa termina sui piedi di Celeghin che centra l'angolo basso dove Buffelli non può arrivare. All'87° il raddoppio, azione di rimessa del Trapani, battimelli indietro per Wilkelman che infila Buffelli con un tiro angolato. Al 93° occasione per gli ospiti, ma Fella spreca da ottima posizione. Con questa vittoria i Granata agganciano in classifica la Cavese e tornano a sperare. Altra sfida interna invece per il Catania che domani incontrerà il Giuliano, prima poi dei 2 scontri diretti con Salernitana e Benevento. Marco Carli. Serve insistere, il campionato deve vivere ancora le tappe importanti, ma per presentarsi al meglio, al duplice scontro diretto in trasferta con Salernitana e Benevento, i rossazzurri inseguono i 3 punti con il Giuliano, terzultimo in classifica. I campani hanno conquistato 7 punti nelle ultime 4 e con Di Napoli in panchina sembrano aver trovato equilibrio. Il Catania in casa è una macchina, 12 vittorie, soli 2 pareggi e nessun gol subito, differenza reti più 30. Insomma il trend va alimentato e sfruttato. Questa parola fiducia è fondamentale. Giocare con fiducia, il piacere di giocare come hanno fatto il mercoledì e in tante altre partite. Quello deve essere la nostra forza. Un gruppo che chi parte dall'inizio, chi subentra, soprattutto in queste partite avvicinate, diventa determinante. Toscano ha tanti uomini a disposizione in difesa, è tornato utilizzabile Allegretto e ha alternative in attacco, meno a centrocampo dove non recupera Di Tacchio, non viene rischiato Caturano. Noi l'errore più grande che abbiamo commesso quest'anno è quando abbiamo pensato più lontano della partita che arrivava. Abbiamo già vinto, siamo i più forti, quello è l'errore più grosso che abbiamo e non si commette più. Si pensa al Giuliano e basta. Catania Giuliano sarà raccontata da Telecolor con diretta stadio, appuntamento mezz'ora prima del via, poi più di 3 ore live fino alle interviste in anteprima. Un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Prima parlavamo della partita, appunto Palermo su Tirol e proprio lo stadio Renzo Barbera ha omaggiato il piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni morto a Napoli dopo aver subito un trapianto cardiaco. Riposa in pace, piccolo Domenico, giustizia, è scritto appunto in uno striscione che è stato esposto in Curva Nord durante il secondo tempo della partita. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.